Molto verosimilmente già da lunedì torneremo arancioni. Cosa vuol dire, insomma, come si vive questa situazione? Questo va bene perché si crei qualcosa di migliore, che non si riempiano ancora gli ospedali, va anche bene, certo che sa com'è, un anno che non è tanto facile, un po' spaventata secondo me, anche la gioventù la vedo un po' così. Mi dispiace tanto, ma così forse non si può andare avanti. Io mi auguro per la scuola che continuino almeno ad andare a scuola per il 50%, è l'unica cosa a cui davvero tengo per questi ragazzi. Ci adatteremo come ci siamo sempre adattati fino adesso, non c'è niente da fare. O cambiano le cose oppure continuiamo nella stessa solfa. Non si può, noi non abbiamo la forza per cambiare le cose. Siete un pochino stanchi anche di questa alternanza giallo-arancione? Tantissimo, cioè tipo anche io lavoro in un bar, un giorno lavoriamo, una settimana siamo chiusi, un'altra siamo aperti, siamo stufi. Con tutto chiuso non è che si vive bene, però allora i controlli dove sono? Dovrebbero controllare un po' di più, perché così ne usciamo fuori per sempre, non che si va e viene, sembriamo, specialmente per le persone anziane. È una guerra mondiale, solo che qua nessuno decide quando smettere di sparare. Qui è peggio ancora.